Noi vogliamo che la Sardegna abbia tutti i diritti nazionali e sociali che le spettano, che le sono stati negati in questi anni di autonomia regionale e nella storia recente. Vogliamo per esempio che quando il Consiglio regionale della Sardegna approva una legge per l'istituzione del bilinguismo nelle scuole, il governo italiano non possa dire no e cancellare il nostro diritto sacrosanto a parlare la nostra lingua, a utilizzare le nostre risorse, a usare la nostra storia nelle dimensioni che ci servono in Sardegna e non invece sotto un meccanismo di imposizione. Risponda chiaramente, sì o no? Io le rispongo chiaramente dicendole che l'indipendentismo e il separatismo sono due cose evidentemente diverse. Non c'è dubbio. La rivendicazione di indipendenza è una rivendicazione di poteri reali che il popolo sardo deve avere. E uno di questi poteri reali nel particolare è il fatto che la nazione sarda deve essere il soggetto politico che decide in Sardegna, non altri. Gli stati, lei sa meglio di me, che possono essere nazionali o plurinazionali. Noi viviamo in uno stato plurinazionale dove ci sono gli altoatesini, ci sono i valdostani che sono occitani, ci sono i sardi, ci sono i catalani, ci sono i greci. Noi vogliamo che tutte queste Facciamo nazioni concludere abbiano Angelo Caria perché abbiamo anche un minuto prima della pubblicità. Prego, prego. No, ma visto che sta concludendo, dica anche perché si è dimenticato degli indipendentisti sardi, perché non li deve mettere da parte, i quali hanno pagato col carcere, parlo di Baenzo Pilio, di Salvatore Meloni, per aver fatto delle cose molto meno gravi di quelle che fa Bossi. Però siccome erano sardi, si trovano in Sardegna, sono stati incarcerati e sono stati condannati. Bossi può dire tranquillamente prendiamo le armi, facciamo quello. Però bisogna dire alla gente chiaramente quello che si pensa. Infatti, facciamo concludere Angelo Caria. Mi pare che io le stavo dicendo chiaramente tutto ciò che pensavo. Cioè il progetto di indipendenza è un progetto che non è finalizzato all'obiettivo minimalistico esclusivamente della separazione, ma al fatto che il nostro popolo diventi protagonista della sua vicenda nella sua terra. E questo avviene non soltanto nello Stato italiano, ma in tutti gli Stati democratici dove le nazioni che compongono questi Stati vengono realmente tutelate a pieno. Ricordava giustamente che noi abbiamo una storia nel passato, nel quale chi rivendicava questi diritti, come un patriota come Baenzo Pilio per esempio, è finito in galera soltanto per aver rivendicato questi diritti. Si tratta di ricontrattare il rapporto attuale che il popolo sardo ha con lo Stato sulla base di un rapporto di parità e di eguaglianza e non invece di subordinazione e sudditanza come la Sardegna ha vissuto sino adesso. Il che vuol dire evidentemente che se vi sono delle leggi dello Stato anche che sono dannose per lo sviluppo della Sardegna, si deve avere la forza di poterle contestare. Uno dei grandi limiti di questo Consiglio regionale del passato è stato che è stato su questo terreno un Consiglio regionale di ignavia. Questa classe politica che ci ha governato ha dimostrato la propria totale incapacità. Bisogna cambiare e cambiare definitivamente.